Viene da lontano, precisamente dalla finanziaria regionale del 2012, assessore all'agricoltura era il trevigiano Franco Manzato, la riforma che ha chiuso Veneto Agricoltura, trasformandola in Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario. Cosa cambia o cosa cambierà oltre al nome? Da umili addetti ai lavori abbiamo provato a rileggere più volte la legge regionale numero 37 del 28 novembre 2014, che istituisce la nuova o già vecchia, come pare, realtà e francamente non siamo riusciti a capire quali siano le differenze con la precedente Veneto Agricoltura. L'intenzione pareva buona, snellire un ente con troppa burocrazia, competenze farraginose, qualche eccellenza poco valorizzata e molti dipendenti. Nel 2012, alla notizia del piano per la creazione della nuova agenzia, gli allora vertici di Veneto Agricoltura, il presidente Paolo Pizzolato ed il direttore Giorgio Bonet, si stracciarono le vesti per difendere lo status quo di un ente che, a loro avviso, aveva conti in ordine e produceva reddito, ponendosi seri dubbi sul reale risparmio che si sarebbe ottenuto con la riforma. Alla fine la politica ha preso il sopravvento, si cambia, punto e basta. Ci chiediamo e continueremo a chiederci però cosa cambia realmente e sostanzialmente. A noi pare nulla, a parte la denominazione pomposa della nuova realtà, il numero di partita IVA e i suffissi delle email. Chissà se l'assessore Pan ha qualcosa da dire in proposito. Capitolo operatività. Non basta, secondo noi, aver messo un manager, seppur capace, come l'ingegnere Alberto Negro di Musile di Piave. È una buona cosa, ma se magari ci fossero state anche delle competenze nel settore primario, forse per l'agricoltura era un plus in più. Oggi ricerca e sviluppo in agricoltura non si fanno certo con realtà come la nuova Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario. Ricerca e sviluppo si fanno nelle università, che sono già interfacciate al mercato e alle aziende. Nell'era digitale oggi gli imprenditori di qualsiasi settore, a maggior ragione quello dell'agricoltura, dell'allevamento, della trasformazione dei prodotti, hanno bisogno di certezze e velocità nel reperimento di fondi per sviluppare idee ed aziende e non si possono attendere delibere o stanziamenti figli di lentezze burocratiche capaci di stroncare un elefante. Le associazioni di categoria degli agricoltori, pur con qualche tiepido distinguo, hanno tutti sposato all'epoca la riforma anno 2012, ma ora nel 2017 siamo sicuri che sia stata fatta la cosa giusta per l'agricoltura veneta? O forse è sempre di moda, conveniente ed attuale la massima di Tancredi Falconeri, nipote del principe di Salina nel celebre film Il Gattopardo. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi.